L'Akragas perde di misura sul campo dell'Oratorio Marineo. Sono di quelle partite che nascono male e finiscono peggio, ed è così che l'Akragas è partito con propositi bellicosi. Alla volta dei Marineo, uscire con le ossa rotte dal rettangolo di gioco palermitano. Una punizione dal limite, velenosa e ben battuta da Maggio, supera l'incerta barriera biancazzurra e piega le mani al portiere Elezai. Ed è stato questo l'episodio chiave di una gara molto combattuta a centrocampo, che ha visto i padroni di casa molto motivati e reattivi. L'Akragas di contro non è quello visto alcune settimane addietro, brillante, complici anche alcune assenze importanti. Ciò ha contribuito a perdere lo smalto dei tempi migliori, facendo precipitare in un momento decisamente negativo. Né Giovalenna, che allunga in classifica generale, aumentando il distacco di un altro punto. Ma veniamo alla sfida di Marinea, che ha deluso i tanti tifosi al seguito del gigante, speranzosi in un risultato ben diverso. Inizio promettente della compagine dei Templi, che al terzo prova con un destro forte di Mannina a sorprendere il portiere di casa Cesai. Il vento soffia forte e le traiettorie sono quasi sempre imprevedibili e fuori misura. Akragas che mantiene il pallino del gioco e dal 21esimo un'incursione di Pavicic mette i brividi alla difesa di casa, ma è provvidenziale l'intervento dell'attento portiere di casa Cesai. Al 40esimo un brutto incidente di gioco costringe Sannasardo ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco, sostituito da Barone. Occasionissima per l'Agragas al 47esimo, con il pallone che va ad insaccarsi, ma sulla linea salva Colley. Nel secondo tempo il tecnico Terranova butta nella mischia Vitelli per dare maggiore incisività al reparto avanzato, ma al 60esimo ecco arrivare la doccia fredda. L'arbitro fischia una punizione dal limite in favore dell'oratorio marineo. Si presenta Maggio che di collo piene supera l'incerta barriera biancazzurra e lo stesso portiere Lezzai che era proteso in altra direzione. L'Akragas cerca di reagire ma lo fa sterilmente. È invece la compagine di casa a sfiorare il raddoppio con un'altra rasoiata su punizione del solito Maggio, ma questa volta il tiro è deviato in angolo. Al 66esimo si fa vedere Mansour in contropiede, che ostacolato da un difensore perde palla al momento di concludere. Non succederà più nulla, ma quella che attende l'Akragas è una settimana molto calda per ricucire innanzitutto l'umore e poi recuperare qualche infortunato. Adesso il calendario prevede 3 gare chiave per rilanciare le velleità del club biancazzurro. 2 sono interne e consecutive, rispettivamente con Sciacca e Paramonvalle, e quindi poi ci sarà il derby esterno con il Pro Favara. Il destino acragantino dipende da queste 3 prossime gare, lo si saprà tra qualche settimana.